chi ci garantisce che poi comunque anche uno Stato indipendente regionale, chiamiamolo così, non possa ricadere in una sorta di spirale burocratica, perché io credo che sia proprio una mentalità italiana, questa molto italiana, più che poi ci ha sempre allontanato dall'Europa, ci hanno sempre guardato con sospetto da questo punto di vista. La riduzione del braccio, chiamiamo così, tra il cittadino e l'istituzione, già di per sé questa è una questione che, guardando a casi concreti, non a fantasiose ipotesi, quelli della Svizzera, quando il cittadino ha un rapporto più stretto, più diretto, una percezione immediata e soprattutto la capacità di intervenire rispetto al potere, all'istituzione che lo deve rappresentare, rappresentare come cittadino, non governare come suddito come oggi. Il caso della Svizzera è una prova conclamata. Lì in Svizzera abbiamo delle realtà cantonali che hanno le imposte indirette al 4 al 5%, la percentuale, massimo al 25%, una tassazione che non arriverà neanche mai alla metà di quello che è il livello che subiamo noi. Questo perché? Perché il rapporto, il braccio, il rapporto tra il cittadino e le istituzioni da noi è un rapporto che non arriva mai in collegamento diretto, è sempre filtrato da una serie di passaggi e di meccanismi burocratici che hanno col tempo, nella devianza della loro funzione, hanno devastato, fagocitato, sostituiti si sono allo Stato medesimo. Lei consideri che il Presidente della Repubblica, a cominciare da Ciampi, è un funzionario della Banca d'Italia, che il Ministro dell'Economia attuale, per stare, faccio dei salti, degli esempi, Padoan, è chiaramente non è stato scelto da Renzi. La sovranità popolare non esiste più. L'articolo 1 della Costituzione è tradito da sempre, quotidianamente. Qualunque realtà di governo che ci troveremo addosso, anche la peggiore, anche quella ispirata a un meccanismo filo-italiano attuale, sarà certamente migliore, ma perché c'è la possibilità di un controllo diretto. Comunque l'indipendenza è una cosa seria e io vorrei anche introdurre un criterio per lanciarlo alla discussione a quegli interventi. La rappresentazione che ci viene fatta oggi da molti come un progetto irrealizzabile perché contro la Costituzione è una rappresentazione falsificata in partenza, perché parlare di indipendenza non vuol dire essere contro qualcosa, vuol dire avere una visione nuova che, se correttamente perseguita, come diciamo noi, perché il mio movimento Indipendenza Veneta mira all'indipendenza del Veneto per via istituzionale, utilizzando laddove possibile tutti quegli spazi che la democrazia, il diritto, non solo interno ma anche internazionale, ci consente di esercitare. Perché oggi, se abbiamo un soggetto che ha una rappresentanza istituzionale di quella che è la sovranità del popolo veneto in atto di esercitare il diritto di autodeterminazione e quindi diventare indipendente, è il Consiglio regionale. Noi vogliamo utilizzare questo spazio istituzionale di potere perché si arrivi a una consultazione referendaria sul quesito appunto dell'indipendenza, perché questa consultazione sia, evidentemente, se ottiene il risultato positivo, sia valorizzata in sede internazionale qualora l'Italia dovesse opporsi. L'autonomia è una cosa, l'indipendenza è un'altra. L'autonomia è un qualcosa che viene erogato da un potere normalmente centrale a seconda della pressione che questo subisce o delle istanze che vengono dal territorio, e quindi si concede un maggior spazio appunto di autonomia e di competenze a un ente, a una realtà territoriale. Come la si concede, la si può anche prendere. È il cosiddetto, no, il potere ottriato, quello che viene concesso dal principe alla realtà territoriale. L'indipendenza invece è un concetto completamente opposto, da non confondere. L'indipendenza vuol dire l'esercizio della piena sovranità che un popolo e un territorio fa sul suo territorio, appunto, con la propria popolazione. Questo è fondamentalmente decisivo. Se il Veneto, come io ritengo, diventerà prestissimo un'entità statuale indipendente, quindi una repubblica indipendente e sovrana, come fa a sostenere, no? È la cosa che si è dibattuta anche sulla stampa, i costi di uno Stato, quindi che so, la difesa,
per non dire la giustizia, e qualcuno, secondo me, poco attento ha detto ma adesso dovrà sopportare i costi, per esempio, per un proprio Parlamento. Basta il Consiglio regionale diventa il Parlamento eletto. Che già Quindi costicchia, mi pare. non abbiamo più i costi del Parlamento italiano. Cioè che già costicchia, perché i costi, esatto, c'è già, quindi non è che dobbiamo aggiungere una spesa, ne abbiamo una in meno. Gli organi di giustizia, basterà se serve una Corte Costituzionale, ma tutti gli altri funzionano. Oggi il Veneto ha un PIL che lo pone davanti a 10 paesi, nonostante i fardelli della tassazione giugulatoria italiana, secondo dati statistici Unioncamere, lo pone davanti a 10 paesi dei 28 dell'Unione Europea. Oggi, se fossero tolti i fardelli italiani, potesse disporre delle proprie risorse, sempre secondo dati statistici proiettati in una previsione, diciamo, nel giro di 5 anni sarebbe al primo posto in Europa nei 28, dati statistici alla mano. Facciamo un esempio, 70 miliardi di euro sono il prelievo fiscale, abbiamo 50 miliardi che vengono spesi dallo Stato in Veneto per tutti i servizi, di cui 9 miliardi, spesso dimenticati, di interessi sul debito pubblico non prodotto dal Veneto. Quindi lei dovrebbe togliere i 20 miliardi di residuo fiscale, dai 20 ai 70, più altri 9 che sono gli interessi che noi veneti paghiamo su un debito pubblico che non abbiamo concorso a produrre. Lei divida 29 per 5 milioni, sono quasi 6.000 euro a testa per ogni cittadino veneto, dal neonato all'anziano centenario. 6.000, una famiglia di 4 persone lascia a questo Stato 6 per 4, 24, 24.000 euro all'anno di minori servizi. Questo con gli altri, chiedo scusa, 41, può pagarsi sicuramente tutti i servizi, perché lo Stato di questi 41 li usa per dare quei servizi, la polizia, la finanza, la garanzia, che sono il traffico aereo, la portualità, le ferrovie, la sanità, la scuola, ci metta tutto quello che vuole. Sono già spese generali che lo Stato utilizza per i bisogni del Veneto. E su questo versante l'Unioncamere del Veneto ha recentemente offerto un dato statistico estremamente curioso e significativo. Se fossero applicati il rapporto di dipendenti pubblici cittadini che ci sono in Veneto, in tutta Italia, l'Italia dovrebbe licenziare, se fosse applicato lo stesso rapporto, 523.000 dipendenti pubblici, il che comporterebbe un risparmio per lo Stato, semplicemente applicando i medesimi parametri di dipendenti pubblici cittadini che c'è in Veneto, di 27,8 miliardi, non milioni, 27,8 miliardi di euro all'anno. Dati Unioncamere, se va sul sito dell'Unioncamere del Veneto li vede, dati tratti da valori ufficiali. Questo è il senso. L'Italia, anche se queste cose sono conosciute al governo italiano, ai politici italiani, queste cose, pur essendo disponibili, non le attua. Perché? Perché quei 523.000 dipendenti pubblici in più sono il frutto di una azione chiaramente devastante che hanno fatto i politici, perché con quelli si è creato un potere, si è creata una situazione nella quale la politica è andata a raccogliere un consenso gratuitamente che noi paghiamo. Anche Veneto, Friuli Venezia Giulia dovessero staccarsi, devono a questo punto rifare una procedura volendo di adesione all'Europa? Ma guardi, la risposta è sul tema, l'hanno già data in qualche modo i catalani, che sono già uno stato avanzato in questo senso. Lì abbiamo praticamente credo i 2/3 e oltre l'80% dei catalani che sono per l'indipendenza. Il problema è che devono trovare la formula per venire fuori. Ecco. Siccome questa realtà di fatto non è sconosciuta alle istituzioni europee, nessuno in Europa, in questa Europa di burocrati, in Europa debole sostanzialmente politicamente, forte di burocrazia che peraltro è diventata inutile per molti versi o pletorica, non può permettersi che vi sia una situazione di frizione o una realtà che sfugga di mano. In sostanza va governato questo fenomeno. Quindi anche se ufficialmente si dice voi se fate l'indipendenza sarete fuori dall'Europa,
nella realtà di fatto sappiamo già che ci sono delle strutture diplomatiche europee che lavorano per risolvere il problema, perché non può l'Europa concedersi questo rischio di una situazione ingovernata e lasciata alla spontaneità. Si parla già di allargamento interno, hanno già trovato la formula per risolvere il problema, ed è interessante questo, perché se vale per la Catalogna vale evidentemente anche per il Veneto. L'altra questione, che lei mi diceva qual era, quella del... mi è sfuggita adesso. No, beh, si parlava dell'euro, ma magari adesso poi... Sì, no, ecco, dell'euro, sì. E come la giustificano i catalani? Poi il collega che è esperto nella materia, ma è dell'euro... Come la giustificano? I catalani dicono, guardate che non è vero che non è così semplice dire, come ci viene detto da alcune istituzioni europee, dovete rinegoziare tutto. Noi siamo già oggi, come Catalogna, pur appartenendo alla Spagna, cittadini europei. Abbiamo già dato all'Europa. Non ci potete considerare, una volta che siamo indipendenti, come una realtà estranea. Quantomeno fino ad oggi siamo stati una realtà intranea all'Europa, quindi una realtà partecipe. Abbiamo contribuito con la nostra tassazione a sostenere le istituzioni europee, come Catalogna all'interno della Spagna, ma come Catalogna. Quindi abbiamo una situazione diciamo, diversa da un territorio, da una comunità, da un popolo che è totalmente al di fuori. E questo ragionamento è molto insidioso, perché è di rilevanza politica evidentemente, quindi l'Europa deve già porsi in un gradino più avanzato nel ragionamento. E poi è pericoloso, perché escludere quel territorio potrebbe accelerare, come diceva il professor Lottieri, in una previsione anche di uscita non affatto così campata in aria della Gran Bretagna dall'Unione Europea dei 28, potrebbe diventare per la Catalogna e per molte altre realtà immediatamente un'opportunità in più che andrebbe a disgregare l'Europa. Quindi l'Europa è molto prudente, tant'è vero che sono convinto che ha già individuato le formule per far sì che la Catalogna diventi un altro Stato dell'Europa. Avvocato Morosin, Veneto all'interno dell'Europa con euro. Ma io credo che, come dicevo nel corso della trasmissione, per noi sia allo stato indifferente, però la cosa certamente merita di una riflessione. È senza precedenti nella storia degli stati che ci sia una moneta senza Stato e stati senza moneta. Questa è la realtà. L'euro è una moneta che non ha gli stati, soprattutto non ha un controllo della sovranità popolare. Per esempio il Parlamento europeo non ha strumenti di controllo della moneta. Non più tardi di una settimana fa il Parlamento peraltro ha emanato una disposizione che prevede che siano sottratte alle banche nazionali i controlli sulle 130 banche più grandi d'Europa, e questa sia rimessa al Consiglio d'Europa tramite la Commissione. Tra l'altro c'è un meccanismo in forza del quale il Consiglio d'Europa stesso non potrebbe intervenire se non è la Commissione a provocarne la richiesta. Abbiamo una situazione quindi tutta in evoluzione, e quindi bisogna stare molto attenti a pensare di uscire dall'euro perché si mette in moto la stamperia di casa, diciamo come c'è. Negli anni '80 il debito pubblico italiano veniva pagato sostanzialmente in 5 anni, perché con l'inflazione al 20%, 5 per 2 fa 10, andavamo via veloci. Dopo 5 anni era pagato, ma non è quella la 68. soluzione, perché si creano squilibri, questa situazione in cui accennava fugacemente ma in modo molto, molto preciso il professor Lottieri, devono essere pensate, quindi anche queste teorie che pensano attraverso lo strumento dell'inflazione di una moneta a uso domestico, poi è la credibilità, certo. D'altronde la parola credito stessa deriva da credibilità. Se io faccio una moneta fasulla, arriviamo a Weimar che andavano a comprare il pane con la carriola, a cui accennava prima, e poi è arrivata la dittatura. Attenzione, perché anche la moneta, come si vede, una delle espressioni della sovranità, è strettamente collegata a un meccanismo politico e di rappresentanza della sovranità. Qui abbiamo tutto uno scompenso di fattori sui quali bisogna ragionare con molta competenza, con molta prudenza.